io. Zitto io, e lascio fare tutto io, e baciarti le labbra, e scoprirti più bella, e mi piaci di più, E mi piaci di più. se sei l'amore. E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro il cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu a diventare questo Amore mio. Che bella sta canzone, bellissima, bellissima. Speriamo che non ce la bloccano, speriamo che non ce la bloccano. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barletta, buongiorno Barletta Vest. Come va, come va, come va? Tutto ok, tutto ok? Oggi è venerdì, mamma mia. Da giovedì grasso a venerdì. Guardate che bella ancora. C'è un'ancora che l'hanno pittata, non so se si vede. Un saluto dalla Sicilia, grazie, grazie Alessandro. Io no. Grande, grande. Vorrei salutare oggi veramente di vero cuore un mio carissimo amico, il nostro grande amico del mercatore dell'usato. Ragazzi, mamma mia, se ci avete a comprare qualcosa al mercatore dell'usato potete comprare di tutto, ma vi dico di tutto per la casa. Trovate certi affari che voi non vi immaginate neanche. Per chi non può, c'è roba nuova e roba usata, ma sai quando la gente si separa e le cose sono non nuove, di più, e ci sono tanta roba. Buongiorno amici, come va? Tutto ok? E niente, io volevo parlarvi stamattina di un discorso, cioè di quello che succede nelle scuole, quella ragazza che si tolse lo slip per far vedere il sedere. Noi non è che vogliamo dare scandalo, perché è già uno scandalo vedere sul web certe cose, però noi vogliamo, il nostro intento è di sensibilizzare e di far vergognare a questa gente di quello che fa. Per esempio, tipo anche quel gioco dello sgammetto, che veramente sono morte 2 persone, e io ho un video dove c'è veramente che uno ha battuto la testa e è rimasto secco. E noi vogliamo dire, ragazzi, non fate ste cazzate, perché veramente sono cose che hanno delle conseguenze enormi, ma enormi veramente. Oggi vi ho portato al mare. Certe volte uno dice: perché mettete questi video? Noi li mettiamo ma non per è più che altro per denunciare queste cose, per farvi vedere lo schifo che sta in giro. Poi c'è sempre chi gli dà fastidio, non è che, voglio dire, ci mancherebbe, gli può dare anche fastidio a certe persone vederle, perché hanno i figli, giustamente, non sono da esempi, è vero, questa cosa è verissima, ci mancherebbe. Però io poi mi domando, dico, sapete quante volte vedo dei video schifosissimi che si mangiano i tupi, che si mangiano gli scarafaggi, e poi nessuno ne parla, scrivo solamente che schifo. E poi a me il perbenismo del web non mi è mai piaciuto, perché è tutto virtuale, questa cosa è proprio virtuale. Il mi piace, il ti voglio bene, il ti amo, il ti odio, lo schifo, la minaccia, qualsiasi cosa, secondo me è tutta virtuale, perché
nella vita reale è tutta un'altra cosa. Io quello penso, ecco perché a volte mi dico ma vale la pena continuare a fare sempre queste passeggiate per Barletta, salutare a tutti gli amici di Barletta Est. Per me vale la pena, come no che vale la pena, perché ci credo. Però poi non credo a tante persone che mettono il mi piace o entrano nella pagina più per criticare che essere utili alla pagina, perché questa è una comunità barlettana, Barletta Est, che fa vedere il bello, il peggio, lo schifo, la cosa bella, elogiare l'artista, far vedere il nostro grande papà come sto facendo vedere adesso. Cioè, bisogna avere una misura su tutte le cose, non bisogna essere proprio pessimisti o ottimisti, cioè avere delle giuste misure, quello è che a volte uno non si rende neanche conto nel parlare di che cosa dice e che cosa vuole dire, perché il messaggio è importante. Poi io sono una persona che, ciao Massimo, buongiorno, e appena l'ho visto a Massimo Lo Russo lo devo salutare perché è un grandissimo. Ciao Massimo, vado da tuo fratello, Massimo, vado da tuo fratello. Ecco, bisogna avere un po' più rispetto di tutte le cose che facciamo e che fate, cioè, quello è una buona misura, basta, quello vogliamo. E va bene, oggi è venerdì, buon weekend a tutti, auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, compleanni e feste varie. Io vi auguro veramente di stare veramente bene, una gran bella giornata. Mo Massimo, ti faccio un bel regalo, ti faccio vedere tuo fratello, il tuo fratellino, il tuo grande fratellino Robertino. Un attimo, non andare via. Ecco qua, vedi dove stiamo, Massimo? Massimo si è appena operato, è andato tutto bene all'anca, grazie a Dio. Ciao. Ecco qua Massimo, vedi? Siamo in diretta a tuo fratello e ha detto fammi vedere il mio fratello. Ecco Massimo. Siamo al caffè Russo, vedete? Tutte le cose più buone, cioè mi aspettavo lei, no? Mamma mia ragazzi, buongiorno. Tutta produzione artigianale. Grande Roberto. Massimo, penso che ti ho fatto un bel regalo, dai. Ma dai, la cavolazza va a te, E poi cavrei un maglione. no, ma non può cambiare. Beh ragazzi, da Roberto e Lele Rosso, Buona giornata. buona giornata a tutti e buon venerdì. Ciao, Barlit e a Vest.